siamo in 220. Più risorse, meno burocrazia per i medici di famiglia per mantenere accesa la sanità di base ormai ridotta al lumicino. Padova è capofila di una campagna della Federazione dei Medici di Famiglia esasperati da una situazione sempre più pesante, tanto che i bandi della regione per reclutare medici di base vanno deserti per più del 50%. Su 700 posti banditi ne sono stati assegnati 209, con punte del 76% di posti vacanti a Belluno e del 60% a Rovigo e in altre aree montane considerate disagiate. Il servizio sanitario nazionale e regionale, poi il Veneto ha molto da perdere, come lo conosciamo ormai si sta spegnendo come una candela, perché gli investimenti non sono sufficienti e non parliamo di investimenti economici, ma di investimenti sulle persone, sugli operatori. I medici di famiglia lavorano anche troppo, sostiene la FIMG, che ha realizzato una statistica elaborando i dati del sistema SOGEI della regione alla quale ora i medici chiedono provvedimenti strutturali. Assumere medici con il contratto della sanità non porterà a nulla, dicono, bisogna rendere attrattiva la professione. Contrariamente a quello che è la vulgata, è una professione molto impegnativa. Tenete conto che nell'anno 2020-22 i 500 medici di famiglia circa della provincia di Padova, che conta poco più di 1 milione di abitanti, hanno avuto circa 8 milioni e 300 mila accessi, il che significa che ogni cittadino della provincia di Padova è stato dal suo medico perlomeno 10 volte in media. Hanno una media di 1780 pazienti a testa e soprattutto supportano carichi burocratici e non professionali che sono ormai diventati insostenibili. Una delle risposte è di nuovo la medicina di gruppo integrata, ma anche poter fare delle analisi. La risposta è: il modello è quello della medicina di gruppo integrata che se ne dica hanno avuto un successo ed io non lo misuro dal gradimento della politica, lo misuro dal gradimento dei cittadini. Nessun cittadino né padovano né del Veneto sarebbe disposto a rinunciare ad una medicina di gruppo integrata di quelle aperte 12 ore al giorno per 6 giorni e mezzo alla settimana. E che bisogna fare anche un passo in avanti, che è quello di dotare tutti gli studi dei medici di una diagnostica di primo livello, cioè di quelli che si chiamano ecografi on bed, si dice all'americano, cioè portatili, laboratori analisi portatili, e altre strumentazioni che noi abbiamo già sperimentato nel 2020 con grande successo. La situazione è grave perché i medici, evidentemente esasperati, vanno in pensione anche 1 anno e mezzo prima della naturale scadenza. Inoltre, considerato che i medici in formazione sono già stati reclutati per sopperire alle attuali emergenze, i prossimi pensionamenti, ne sono previsti 174 prima del 2026, renderanno la carenza di medici di base ancora più drammatica. La regione, dice la FIMG, è rimasta finora sorda a ogni appello. Io non voglio pensare male, ma nel piano sociosanitario del 2018 l'assistenza territoriale tra le possibilità è quella che possa essere delegata a società private.